Molti paesi al mondo fanno la rivoluzione per andare a votare. Lei ci vuole insegnare a non andare. No, scherzo, ci mancherebbe, mi dispiace, immediatamente chiariamo questo, io dico di partecipare a tutte le elezioni. Abbiamo detto di andare a votare. Noi abbiamo detto che nello statuto non siamo interessati a far partecipare, nello statuto di Indipendenza Veneta è scritto che Indipendenza Veneta non partecipa alle elezioni italiane come simbolo, perché evidentemente consideriamo l'Italia un'altra realtà, ma tutti gli iscritti sono comunque liberi di partecipare. Io non mancherò mai a nessuna consultazione elettorale, che poi voti, posso votare scheda nulla, votare scheda bianca, non votare affatto quelli che sono i partiti, fare altre cose, ma non sarò mai assente da una competizione, ci mancherebbe, non confondiamoci mai, è un diritto e un dovere, anche votare scheda bianca è una proposta. Pensatevi se vi fossero 10 milioni di schede bianche. Un saluto al mio compaesano Morosini e al conduttore. Con la Lega, dopo 20 anni di presa in giro e dopo l'esternazione di Zaia, i prefetti si devono ribellare. In occasione del problema profughi non vi è nessuna possibile accordo. PS, la Jugoslavia insegna, grazie a questo tuo compaesano, grandissimo Morosini, avanti tutto, lei è tra coloro che da anni seguo e ammiro. Non finisce mai. Già a Bassano le consigliai di farsi vedere più spesso in TV. Lei sa coinvolgere in modo invidiabile. Spero in un grande successo per Indipendenza Veneto, che premi eccetera eccetera. Vediamo chi è questo. Ringrazio Gianfranco di Padova. Grazie Gianfranco. Grazie Gianfranco, troppo generoso. Chiedo scusa se ho... Dunque, Sante PD, buonasera. 3 motivi per cui non arriveremo all'autonomia. 1, le nostre banche sono ormai in mano alla BCE. 2, senza il Veneto lo Stato non potrebbe fare dei programmi economici. 3, i compagni del PD li varino tramite i finti emigranti tramite gli emigranti finti vogliono cambiare la nostra identità. Dottor Spatellino, ne ho parlato oggi nella mia opinione. No, meno di un minuto, una battuta importantissima. Questo signore dice, non arriveremo mai all'autonomia. Non confondetevi. Noi dall'autonomia non avremo nulla. Autonomia vuol dire chiedere a un potere che evidentemente ha tutti i titoli per decidere lui in esclusiva. Noi vogliamo l'indipendenza. Autonomia e indipendenza non sono neanche parenti, neanche sorelle, non c'è nulla in comune. L'autonomia è quello che decide lo Stato. Se alzi la testa ti dà un po' di più, se abbassi la testa o sei debole ti toglie tutto. L'indipendenza è una cosa diversa, che si conquista con il sacrificio, con l'azione politica. Se tutti i veneti avessero votato in favore di indipendenza veneta, io fossi il governatore del Veneto, di 9, ecco, invece la regione. Purtroppo Salvini è venuto nel Padovano e ha detto: se votate Zaia in 6 mesi andate a votare per l'indipendenza. Auguri. Forza Alessio, la Lega sta tremando, ma non so. Ma no, ha il potere, chi ha il potere non trema mai. Veneta fa paura, il nostro progetto è inarrestabile. O indipendenza Veneto o morte italiana, ci dice Riccardo da Jesolo. Grazie Riccardo. Dunque, gentile dottor Spatellino, mi chiedo come posso ma ne lega uno negativo. Un'opportunità ai corsi per operatori sociosanitari indetti da Regione Veneto a carico dei partecipanti.